Bella raga, mi sto rompendo il cazzo. Allora, io non ce la faccio più a stare in quarantena. Non so voi, ma io non ce la faccio più a stare chiuso in casa. Io sono iperattivo, io ho bisogno di uscire, ho bisogno di correre. Per farvi capire, la sera esco col cane, lui sta sulla panchina e sono io che corro in giro per l'area cani, ok? Per farvi capire un attimo il livello. Sono le 9, 10, 11 di mattina, non lo so, che sono? Sono le 12. Sono le 12 e io mi sono alzato poco fa, c'è ancora il letto distrutto. Questo video non ha un senso preciso, semplicemente sono io che parlo di cosa sto facendo. In questi giorni non sto facendo un cazzo. Ecco cosa sto facendo. Sto al computer a montare i video, dormo. Questo è quello che faccio più spesso durante la giornata. Un gioco ma l'Xbox, solo che poi mi rompo i coglioni perché a una certa non so più che cazzo fare. La cosa più interessante che ho fatto in questi giorni è stata aiutare mia sorella per un progetto di arte che io faccio l'artistico, quindi l'ho aiutata. Non prenda meno 10, io picchio la prof. Scherzo, non picchiate professore. Il succo è pure finito. Per farvi capire quanto sono distrutto dentro, uno, guardatemi, cioè nel senso basta guardarmi per capire che non ce la sto facendo. E a parte le cazzate, voi adesso cosa che fate durante la quarantena? Perché io vedo 30.000 persone in diretta. E la domanda è, se stanno tutti in diretta, chi è che guarda le dirette? Dico, se sono tutti in diretta, dov'è il pubblico? Se anche il pubblico è in diretta. Porca puttana.